Prima domanda, dopo ne leggo un'altra. Ma io credo che già adesso, se noi altri metteremo un'urna in tutti i paesi, in tutte le scuole, in tutti i seggi, no, dove siamo abituati ad andare a votare, e metteremo i veneti a scegliere liberamente scegliere appunto tra la propria libertà, la propria indipendenza, oppure continuare a restare sopra l'Italia, mi sono estremamente convinto che già oggi che sia una maggioranza schiacciante a favore dell'indipendenza. Dopodiché è chiaro che con la crescita di un partito che porta avanti i suoi rappresentanti nelle istituzioni, che diventa quindi un interlocutore della comunità internazionale, sto processo di crescita della consapevolezza diventerà un processo virale. Per cui la strada è proprio quella, cioè se attraverso lo strumento partito partecipare alle elezioni, creare quindi il consenso politico iniziale che ne permetta dopo di diventare interlocutore della comunità internazionale per quello che è l'organizzazione del referendum di indipendenza e parallelamente costruire il consenso. Si era visto negli esempi della storia che i partiti indipendentisti non avevano bisogno di fare una maggioranza assoluta dei voti, assolutamente. In Slovenia si citava prima, non mi ricordo se Lodovico o Gianluca, forse tutti loro, il primo partito indipendentista è nato nell'88 e la Slovenia che ha fatto il referendum per l'indipendenza nel 90, fine 90, ma il partito indipendentista si arriva a un 7-8%, neanche. C'è stato un catalizzatore di un processo più generale che ha costretto le forze politiche che già erano presenti, quello che già era allora il Partito Comunista Sloveno, come si chiama Milan Kučan, mi pare che si chiamasse il leader, e gli altri leader sloveni a andare su posizioni indipendentiste, e questo ha comportato, sta sulla spinta della popolazione che ha dato una tendenza generale. Per cui secondo me anche sarà un processo naturale. Lo vedremo, vi dico, parlare per la prima volta di questi concetti, proprio di questo progetto politico, a fine 2006 all'interno del movimento politico-culturale, e dopodiché abbiamo creato il primo partito a maggio del 2008, il primo partito indipendentista, ma le prime riunioni che facevamo tra il 2007 e il 2008 per creare un partito ne venivano 2-3 persone. Oggi siamo nel 2011, si è passato 3 anni e dovunque che andiamo, in tutti i comuni che andiamo, una settimana di che altra in tutto il Veneto, che abbiamo sale piene. Cioè, nell'altro che lo vedemo da sta parte, vediamo proprio una crescita esponenziale del consenso, per cui mi credo che in tempi veramente brevi questo fenomeno si tradurrà in più di 1 milione di voti a favore dell'indipendenza. Scusa, qualcuno di voi mi sa rispondere come mai i paesi che hanno chiesto di passare alle altre regioni, i nostri paesi che hanno cercato di passare alle altre, tutto quanto è nato scemato, anche se ben sapete il popolo è sovrano, no? Giusto? Com'è nato? È molto semplice, perché è proprio il percorso che si è sbagliato, nel senso che il percorso istituzionale e politico che l'Uliga aveva intrapreso già era un percorso che prevedeva alla fine un passaggio per il Parlamento italiano, e noi altri sapevamo che le riforme istituzionali che richiede un consenso del Parlamento italiano richiede una maggioranza dei deputati, dei senatori della Repubblica Italiana che vote a favore. Il popolo è sovrano, no? No, in quel caso no. E come no? No, perché in quel caso il percorso istituzionale è un percorso assolutamente che passa per il Parlamento di Roma. Quindi il Parlamento di Roma alla fine trova, il nostro non passa per il Parlamento di Roma. Se sta lo stesso Galan che ha detto non se ne parla. O sbaglio? Ma certo, perché il percorso istituzionale era un percorso che portava a Roma. Allora, il nostro progetto non passa per Roma, è un progetto che nasce in Veneto e si rivolge alla comunità internazionale e non riguarda una capitale lontana.